Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Abbiamo appena salutato Antonio Maria Rinaldi e direi quindi in perfetta continuità apriamo una nuova puntata di Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini, che saluto e che ringrazio. Buongiorno Claudio. Buongiorno, vedo che mi avete scaldato il momento. Sì, abbiamo introdotto nella maniera migliore la Scuola di Magia. Tra l'altro sulla scorta l'avrai letto anche tu e ti riguarda anche da vicino perché erano anche gli anni tuoi, di un bellissimo articolo che Antonio Maria Rinaldi ha pubblicato su scenarieconomici.it e ci ha aperto una finestra all'indietro sulla Milano da bere degli anni '80. L'avrai visto quell'articolo, no? In cui parla di Romiti e del suo incontro con Romiti e della vicenda dell'uscita della la Fico libica dalla Fiat italiana, no? Quelle erano questioni che vivevo leggendo avidamente sui giornali perché avevo il sogno di andare a lavorare in borsa, quindi lui c'era già un po' prima di me, ma non perché è più vecchio, ecco, perché è semplicemente partito prima. Bei tempi verrebbe da dire, e però il bei tempi induce a considerare che sono peggiorati e che non era inevitabile che peggiorassero, mi viene da dire, no? Ne stavamo parlando proprio poco fa con Antonio. Non era detto che dovessero peggiorare per forza, però sono 30 anni che noi facciamo finta di dire che non è peggiorato niente, che è il migliore dei mondi possibili, che le ricette erano giuste e devono continuare a essere giuste. Qui neanche il mago riesce a capire il perché, no? Ma come affrontare la questione del tempo che passa, mi verrebbe da dire. Tu hai che da una parte c'è un miglioramento in generale, insomma, diciamo così, del benessere apparente, no? Cioè non è che all'epoca era tutto rose e fiori e invece adesso si abita nelle caverne. Però non bisogna distinguere bisogna essere, diciamo, abbastanza abili da capire che cosa è cambiato profondamente nella società dell'epoca rispetto a quella attuale, al netto del progresso tecnologico, che quello ci sarebbe in ogni caso. Cioè se la lavatrice o la lavastoviglie, ecco, che magari all'epoca poteva essere un lusso, adesso è diventata una cosa comune, non è che perché abbiamo fatto delle figate, è perché in generale il progresso è aumentato per tutti. E cos'è che è differente ora rispetto all'epoca? Ma secondo me la risposta è molto semplice, molto banale, non riguarda diciamo così un elettrodomestico o il fatto di avere la televisione più piatta e più grande, ecco, mettiamola così. Il cambiamento vero è che all'epoca c'era crescita. Appunto. Cioè non sembra, ma è una cosa che scusami Claudio, tocca profondamente la società. ci raccontava poco fa Antonio, ma l'ho vissuto anch'io. Io in realtà in fase già declinante perché mi sono laureato nel 92 e da musica cominciava a cambiare. Però negli anni 80 ti laurei, c'hai 15 richieste di lavoro, fai 15 colloqui e lui ha avuto anche 15 assunzioni, ha dovuto scegliere. A me non è andata così bene, era un periodo diverso, però insomma più o meno eravamo in quell'epoca lì, nella quale c'era il senso di avere un futuro. Oggi se te guardi al futuro non è perché sei un vecchio rincoglionito e c'hai paura, ma oggettivamente dici il futuro non è una gran roba. Non si presenta come l'età della speranza questa qui, ma l'età del contenimento del danno o della necessità di fare qualcosa per cambiare completamente marcia, no? Adesso non Ma mi sembra di capite essere che un questo... rimbambito ottantenne che rimpiange il passato, ma è un po' così Ma adesso. no, ma figuratevi, cioè io ho iniziato nell'89 a lavorare semplicemente perché per cercare di bruciare i tempi avevo deciso di fare l'università la sera, no? Cosa posso fare, dai? E pensare a Gianni Morandi, dai!
che ce la fai. Poi una volta dentro, poi magari qualche volta si è avuto dei ripensamenti, però insomma poi alla fine ce l'ho fatta, dai. E in ogni caso ho iniziato nell'89, quella sapete la mia storia, cioè, è bastato andare a fare uno stage gratis da parte di un agente di cambio per trovarsi l'offerta di lavoro di lavoro fisso a tempo determinato 2 mesi dopo, insomma, niente di che, ecco, cioè se avevi voglia, se facevi subito vedere che eri motivato, che eri interessato, che avevi qualcosa da dare, magari anche come conoscenza di cose diciamo tecnologicamente un po' più avanzate, nello specifico all'epoca si parlava di computer, no? Cioè, sapevo usare un computer che probabilmente insomma sarebbe stato l'equivalente adesso di dire sapevo usare l'intelligenza artificiale, non lo so, vedete un po' voi, però alla fine in una maniera o nell'altra insomma la carriera è stata iniziale, e poi vedete l'impressione e poi ecco, scusa, mi è stimolato un ricordo, ecco, mettiamola così. All'epoca c'era quella bella cosa che si chiamava scala mobile, no? Cioè, vale a dire che a seguito di una leggera inflazione, che poi per qualcuno può essere altissima e devastante, all'epoca, per quanto ci riguarda e per la società in generale, era leggera, perché non stiamo parlando dell'inflazione alla Weimar, quella con le carriole delle banconote con gli zeri da cambiare ogni 3 giorni, no? Era un'inflazione dell'8% all'anno, una cosa un po' come quella di quest'anno, insomma l'abbiamo passata, buona parte sono vivi, ma adesso in tanti sono un po' più poveri nonostante vivi. All'epoca invece tutti i lavoratori dipendenti avevano per obbligo gli scatti di contingenza, no? Significava semplicemente che ogni 3 mesi la busta paga veniva adeguata ai prezzi dell'inflazione. Ma solo quello dava l'idea di progresso. Cioè, metti pure che il valore reale dello stipendio fosse lo stesso, no? Perché effettivamente recuperava l'inflazione, quindi ci compravi le stesse cose. Ma vedere quella cifra in fondo al cedolino, no? Che già peraltro era alta subito all'inizio, perché per un ragazzo uscito dalla quinta liceo, figurarsi, no? Prendere uno stipendio, passare dalla paghetta dei genitori allo stipendio non tutti i soldi del mondo, e poi in ogni caso vederla aumentare dava già senso di ottimismo. Poi per la maggior parte chi veniva assunto appunto magari o in banca, no, qualcosa del genere, a quel punto poteva iniziare a programmarsi una vita, no? Perché il posto infatti era assicurato, cioè non c'era il dubbio che domani, lo no? dico per esperienza diretta, le banche facevano mutui anche a gente che non aveva il contratto di lavoro fisso, ai Sì, certo. co-co-co. Certo, sì, assolutamente, perché tanto si sapeva che in una maniera o nell'altra si cresceva e si lavorava. Però cos'è stato diciamo il momento in cui avevo cominciato a capire che c'erano delle avvisaglie che non andavano bene? Guarda, io me ne ricordo due di istanti che mi avevano fatto un attimo tornare, diciamo, riflettere, no? Sì. E poi alla fine sono stati utili, perché per il tipo particolare di carriera che ho fatto io, che ovviamente è particolarissima, non era certo quella generalizzata, no? Perché insomma l'ambiente della borsa e così via era un ambiente molto non poteva essere certo preso come esempio per il lavoro generico. Però c'è stato un episodio che io cito spesso, che mi aveva fatto capire che forse quel mondo di certezze e di onnipotenza, no? Di certe industrie, di certe banche, no? E così via, in cui tu avevi iniziato a muoverti,
forse non era così tanto certo. Ed era stato il momento in cui c'era stato l'annuncio che a New York sarebbe stato messo in vendita il codice di Leonardo, allora il codice Hammer, uno dei più importanti gruppi di disegni e scritti di Leonardo da Vinci, no? E mi ricordo che all'epoca il presidente della banca Cariplo, Cassa di risparmio delle province lombarde, tale Mazzotta, se per qualcuno magari forse se lo ricorda. Politico democristiano di lungo corso. Sì, assolutamente sì. Praticamente considerato tra i più svegli dell'epoca, oltretutto insomma, piccolino con gli occhiali, no? E così via, uno insomma bisognava stare attenti, ecco, perché era quello bravo, ecco, per intendersi. Allora questo che era quello bravo, con la Cassa di risparmio delle province lombarde, che era la banca fra le più potenti d'Italia e sicuramente la più potente qua di Milano, no? Che faceva quello che voleva, dice ovviamente se lo assicurerà Milano, la città di Leonardo, l'Italia, no? E così via, state sereni, lo compriamo noi. E quindi con gran fanfara dei giornali dell'epoca parte con la valigia dei soldi. Era una roba fantastica, no? Vedere lui che partiva, no? E adesso non so cosa ci fosse nella valigia, ma gli articoli di giornale dell'epoca dicevano che partiva con la valigia dei soldi per andare a comprare e portare a Milano le cose il codice Hammer di Leonardo. E veniva data per certa, perché è ovvio, se si muove la banca, cioè, vuoi che la banca possa non comprare, cioè c'è questa curiosa illusione che le stampasse proprio la banca i soldi, no, poi abbiamo capito che era un po' diverso. Comunque il fatto sta, dice la banca e la Cariplo prende e va e fa quello che vuole. Invece se l'è magnato qualcun altro, se l'è magnato in qualcuno. maniera lievemente differente, no? Perché in prima fila, mentre Mazzotta, bello tranquillo, no? Con la sua bella faccia, col mezzo sorriso, continuava a alzare la manina, in prima fila c'era uno con gli occhiali che continuava a alzarla anche lui la manina. Con gli occhiali più spessi di quelli di Mazzotta. Con gli occhiali un po' più spessi di quelli di Mazzotta, esatto. Continuava a alzare il ditino, no? E allora uno dice, no, ma probabilmente pensava, no? Non so se il democristiano lungo corso potesse pensare ma cazzo, ma diciamo che qualsiasi cosa abbia pensato Mazzotta, pensarlo sì, magari dirlo no, come diceva De Gasperi della massoneria, pensarlo sì, dirlo no. Dirlo no, ecco, diciamo, è molto probabile. Comunque, in buona sostanza, fra pensando ma cazzo, adesso vado oltre quello che ci eravamo prefissati, tanto in ogni caso nessuno mi dice niente, continua a tirare su la manina, e dall'altra parte sempre con un fare annoiato in prima fila l'omino con gli occhiali, no, che continuava ad alzarla. È risultato a un certo punto, quando stava cominciando a pensare che se tirava su ancora la mano, nonostante gli appoggi e la cosa c'era probabile l'incriminazione, lascia perdere e quindi casa col pugno di mosche e l'omino con gli occhiali in prima fila, chi era? Che all'epoca non era conosciuto da nessuno, era tale Bill Gates. Hai capito che adesso ci vuole far mangiare le bistecche da laboratorio. Esatto, no? Intanto lui si comprava il codice di Leonardo, no? Adesso tutti mangiano bistecca sintetica, no? Perché va bene. Lei sì. E quindi in quel momento, devo essere sincero, io ho cominciato ad avere un lieve sospetto che mi stesse scappando qualcosa, no? Cioè, vale a dire che il mondo così come era stato disegnato stava cominciando ad avere qualche lievissimo problema. Poi ci fu Agnelli che disse una frase famosa che era: la festa è finita. Mi ricordo il primo crollo di borsa serio, no? a cui testimoniai, e dopodiché arrivò il bellissimo Progresso che prese e fece sparire gli agenti di cambio, no? Per sostituirli con le SIM. Io ero dalla parte giusta in questo caso del Progresso, perché insomma ero quello che
sapendo usare il computer praticamente stava facendo la carriera molto più velocemente rispetto a quegli altri, ma vedere invece il regresso di quegli altri che mentre erano agenti di cambio erano quasi onnipotenti, ma poi invece diventavano rapidamente assorbiti nel mondo molto più grigio della banca, diciamo era una cosa che mi aveva ormai fatto capire che le cose non giravano più, ecco, diciamo la campana finale, ecco, della festa finita di La Verità arrivò con la guerra nel Golfo. Anche lì c'è sempre una guerra che a un certo punto ti sveglia, no? Cioè sei in un momento dove vieni da un decennio di crescita fortissima, dove andava tutto bene, così cosa dico, poi a un certo punto uno Stato invade il suo Stato confinante, in quel caso era l'Iraq che invade il Kuwait. Allora a un certo punto tutti si rendono conto che, oddio, ma ci può essere anche la guerra, ma come, ma non l'avevamo dimenticata. Nelle case arriva la CNN che ti comincia a portare un po' di immagini di terrore, no? C'è missili che arrivano e così via, così tu invece di uscire di casa, anche se stanno combattendo là nel deserto a Baghdad, stai in casa perché sei affascinato nel vedere i missili che cadono. Comincia la recessione, tornano indietro i piani di investimento che tu avevi fatto, vanno via, lo stipendio che avevi prima comincia a ridursi invece di aumentare rispetto a quello che avevi. L'affitto era sempre quello e tu passi un po' di anni tirando la cinghia. Ecco, mettiamola così. Io all'epoca sono stato fortunato, nel senso che sono riuscito a prendere poi in ogni caso un impiego molto remunerativo, anche se quel periodo mi ha insegnato ovviamente a non spendere tutto quello che avevo, ma a metterlo da parte. Però anche in quel caso lì sono cose che hanno conseguenze diciamo nella vita economica, perché se prima bene o male la certezza del tuo impiego ti consentiva di spendere tutto, nel momento stesso in cui tu ragioni in un mondo incerto, allora non spendi, ma non spendi significa perché metti da parte, non spendi e metti da parte, però significa anche che arrivano meno soldi nell'economia in generale, e quindi si comincia ad andare al di sotto delle proprie potenzialità, ecco, non al di sopra di come invece qualche cialtrone ci aveva dipinto. Però il risultato è che in quel momento cambiava la società, cioè che da lì quello che invece era una prosecuzione normale della vita, no? Che vedeva appunto un progresso costante, la tranquillità del posto di lavoro, quindi la serenità di farsi una famiglia, la possibilità di farsi tutti un mutuo per comprarsi una casa senza, diciamo, che diventasse un incubo, no? Perché oltretutto grazie all'inflazione tendenzialmente si riduceva nel tempo, insomma, grazie, diciamo, agli scatti automatici, mettiamola così, di crescita dello stipendio. Quando tu iniziavi da impiegato di quarta categoria, la tua rata pesava 10 e poi man mano che progredivi da impiegato di prima categoria, dopo alcuni anni la tua rata pesava 5, insomma, no? nel tuo bilancio. E quindi in una maniera o nell'altra questo progresso dava un'impostazione alla tua società che indipendentemente dal punto di partenza, no? Quindi trascurando l'aspetto in generale delle disponibilità di tecnologia, appunto, no? di benessere o similari, dava un senso diverso alla vita. E non è poco, perché alla fine, insomma, noi siamo qui per quello. Insomma, adesso non è che voglio fare la mattinata parlando di filosofia, però il
miglioramento delle proprie condizioni, indipendentemente dal punto di partenza, era un po' la chiave, diciamo, di quella frase che veniva spesso derisa, no? Ma che aveva un fondo di verità, che era: i soldi non danno la felicità, no? Si diceva, qualcuno diceva, no? Partendo da un'aneddotica, i soldi non danno la felicità, perché ogni tanto si vedevano storie magari di grandi industriali, no? Così, questo tipo. Insomma, la famiglia Agnelli è uno dei casi, dove non c'era l'apparenza insomma, di essere una famiglia più felice di quella di altre, no? Perché magari c'erano disastri con i figli, c'era depressione, c'erano suicidi e similari. Beh, ma questo perché nelle grandi famiglie invece industriali o similari magari c'erano degli arretramenti. Magari capitava che l'intuizione del capofamiglia, no? non ci fosse la stessa abilità, magari da parte della seconda generazione, oppure cambiassero le cose e similari, e quindi quello che si aveva si perdeva. Invece dall'altra parte, uno veramente delle chiavi della felicità era riuscire ad avere la crescita, cioè era avere una speranza per il domani migliore rispetto all'oggi. Se io dalla speranza per domani migliore rispetto all'oggi passo a devo conservare quel poco che ho oggi perché domani me lo porteranno via, ma la vita diventa grama. E il fatto che appunto anche dal punto di vista economico, dal punto di vista dei risparmi, dal punto di vista del lavoro, si dica oggi il lavoro c'è, domani capite che non è il viatico migliore per fare figli. Il risultato è quella drammatica, il drammatico dato sulle nascite che porta che l'Italia diventa un paese dove non si fanno pressoché più figli, e voi capite quanto è importante invece avere dei figli per una vita piena, per una vita felice, per il futuro di tutti, no? Invece niente, con qualche fenomeno nel MEF, no? Che ti mette la tabella dicendo: ma che problema c'è, no? Il tuo futuro potrebbe essere radioso se aumenti gli immigrati. Ecco, questa cosa qui del debito e degli immigrati io non l'ho mica capita. Lì ci vuole un mago super per spiegarmela, perché fa fatica a entrarmi in testa. Eccomi. No, quella lì la devo proprio capire. E guarda, veramente io ne approfitto oggi perché mi devi spiegare com'è che da qui al 2070, le previsioni al 2070 mi hanno insegnato che non solo quelle del tempo, ma anche quelle economiche sono qualcosa di fantasmatico per definizione. Punto primo. Ma vabbè, mettiamola per buona. Da qua a 50 anni, grosso modo, se noi apriamo le porte agli immigrati, facciamo un grandissimo affare col debito pubblico. Se le chiudiamo, andiamo a ramengo. Com'è che funziona sta roba qua da un punto di vista economico? L'altra sera c'era anche Veronica De Romanis, una tua cara amica, in televisione che spiegava questa roba qua, su Siegosa davanti a un deputato leghista, mi sembra. Immagino la spiegazione di De Romanis. No, non c'era spiegazione, c'era un ipse dixit. Cioè, lo ha detto il DEF di voi governo di destra, voi governo di destra, lo scrivete voi, cos'è che volete rompere le scatole agli altri? L'avete detto voi che gli immigrati servono. Per spezzare una piccola lancia in favore della De Romanis, che ha una qualche ragione, mettiamola così, perché effettivamente quella roba lì era meglio non scriverla. Ma non perché... No, poi ho letto, scusami, già che ci sono, Claudio. No, perché la censuriamo, perché non vogliamo dire la verità. Claudio, poi già che ci sono la butto là, ma poi ti lascio lo spazio. Però ho sentito anche che con la roba lì l'ha messa una manina che più volte ha cercato di infilare cose nocive per il centrodestra dentro il DEF. È vero. Non lo so se è vero o falso, perché qua diventa tutta una narrazione fabulosa, no? Tra l'altro adesso c'è... che non ho parlato con DEF, ma dai la sospensione che ti racconto tutto. Benissimo, allora tra pochissimo.
Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà, senza filtri né censure. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Intanto tra poco il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, parlerà della cattura dell'orsa JJ4, è venuto durante la notte, infatti. L'orsa aveva ucciso un runner, un cittadino che faceva jogging. Claudio, torniamo agli immigrati, al debito. Temevo che dicessi che Fugatti, quando si è partito, no, Fugatti a mani nude contro l'orso. Talmente arrabbiato che probabilmente avrebbe anche potuto riuscirci. Okay, no, quell'orsa lì dovrebbero farle un monumento perché ha consentito di parlare di lei invece che d'altro, ma comunque lasciamo perdere. Sì, effettivamente, certo che vabbè, non allarghiamo il discorso a cose al di fuori di questo, che mi sembra già abbastanza interessante. Allora, quella tabella lì sì. È uno che la mette, c'è uno evidentemente che la mette dentro ogni anno. Ma chi è il Franti di turno? E io adesso infatti mi metto di puntiglio, no? E sapete che mi occupo di servizi segreti, metterò i servizi segreti a capire chi già è vero, c'è anche il Copasirte. Esatto, appunto. No, ma secondo me senza bisogno di queste cose, io l'avevo trovata già, mi sembra presente il giorno della marmotta, nel governo giallo-verde del 2018 venne fuori quella stessa tabella, no? E dissero la stessa cosa. All'epoca io insomma diedi la colpa a Tria mentalmente, no? Che non aveva sicuramente letto, perché il DEF tutti sanno che non serve a niente, tra l'altro. E quindi molto banalmente non lo leggono, e oltretutto c'è come dire il fatto che non è emendabile, no? E quindi anche in Parlamento non è che arriva io lo posso correggere, no? Quindi arriva dagli uffici del MEF e va bene, perché gli uffici, no? Ecco, però il problema è che negli uffici del MEF c'è qualcuno che non ha mica capito come gira il mondo, ma non perché i numeri o la realtà cambino con il governo pro tempore, perché quella roba lì è una puttanata. Ma è una puttanata, scusate il termine allegro, vi spiego subito perché. Perché se uno volesse guardare dal punto di vista della come si chiama, della statistica irreale, no? Una delle robe che piacerebbero a Umberto Eco, sapete che nel pendolo di Foucault ci si dilettava nell'individuare tipo branche inutili della scienza, no? O impossibili, o inutili o impossibili, quindi come si chiama, nelle branche inutili c'era l'avunculo gratulazione, c'è l'arte di salutare la zia, piuttosto che in quelle impossibili c'era l'ippica azteca, non so, purtroppo psicologia delle masse nel Sahara, e robe di quel tipo lì. Ecco, noi possiamo inventare invece la statistica impossibile. Cioè, cosa succederebbe se ma la condizione è impossibile. Noi immaginiamo, per capire cos'è il ragionamento baccato, no, nella testa di codesto genio della statistica che mette dentro questa tabella, e che qualcuno però colpevolmente non legge. Il Franti del DEF. Conto che, il Franti del DEF. Il Franti del DEF, esatto. C'è un ragionamento piuttosto semplice. Facciamolo al contrario. Immaginiamo che a un certo punto domani passa l'angelo della morte
e stermina metà della popolazione italiana, no? Quindi da 60 milioni domani ci svegliamo e siamo 30 milioni. Il debito pubblico è lo stesso, no? Cioè non è che se domani diventiamo la metà il debito pubblico diminuisce, no? Il debito pubblico è lo stesso, piccolo problema. La ricchezza, che è molto più grande del debito pubblico, si ripartisce nella metà delle persone. Quindi noi in buona sostanza domani oggi andiamo a dormire con un debito sulla testa di ciascuno, no? Posto che questa similitudine funzioni, di 10, e una ricchezza nelle tasche di ciascuno, composta da case, composta dagli stessi titoli di Stato che costituiscono il debito pubblico, no? E similari, pari a 20, no? Domani ci si sveglia sterminati, ma quelli che sopravvivono hanno un debito pubblico di 20 e una ricchezza di 40, perché ovviamente erediteranno la parte di ricchezza di chi scompare. In quel mondo, dato che poi quello che produci, no, ovviamente è la metà, perché se è la metà, il PIL è dato dalla somma dei consumi, delle spese di tutti nell'anno, è evidente che il tuo rapporto debito-PIL sarà il doppio. Se sei dimezzato, il debito PIL è il doppio perché il PIL è la metà e il debito è quello di prima. Cambia qualcosa? No, non cambia niente. Cioè, il privato è più ricco, il pubblico ha marcato più debito, ma ha marcato più debito perché? Perché in proporzione ha più risparmio privato. Non fallisce lo Stato, non succede assolutamente nulla, non cambia niente, no? Tranne chi ci ha voluto mettere un parametro su queste cose. Diventeremo un po' come i giapponesi, no? Come proporzione di situazioni giapponesi, a parte questa abitudine che gli sto scoprendo di ogni tanto cercare di far fuori il primo ministro, direi che non stanno malissimo. Simmetricamente, e qui arriviamo alla grande idea, no, del nostro genio, se noi domani schiettiamo le dita, no, e ci abbiamo qua, invece ci svegliamo, invece di essere in 60 milioni, ci svegliamo in 120 milioni, nel suo mondo fantasioso questi 120 milioni iniziano da domani a lavorare esattamente come quelli che ci sono già adesso oggi, no? E quindi il debito pubblico è quello che c'era prima. La popolazione è il doppio, lavorano tutti, perché tanto arrivano e c'è la fatina azzurra, no? Che dà a tutti esattamente lo stesso lavoro che in questo momento tutti noi abbiamo. È ovvio che il debito pubblico sul PIL si abbassa. Sì, ma devi dare delle precondizioni che non sono così matematiche, così certe. Mi verrebbe da dire, ma grazie al cazzo, caro mio, è evidente che se io raddoppio, no, le persone, e per motivi che sono del tutto impossibili, tutti lavorano, no, esattamente come stanno lavorando adesso tutte le persone in Italia, certo il debito è quello lì, il PIL aumenta e tu sei a posto. Invece che Claudio, benedetto uomo, chi arriva viene mantenuto, e il massimo che può fare, se per caso pensa davvero di lavorare date le attuali condizioni, è togliere il lavoro a qualcuno facendolo a un prezzo più basso. E il PIL diminuisce, non aumenta in una situazione del genere. E quindi purtroppo abbiamo il fantasioso, che devo fare? Cioè come se veramente oggi io aggiungo persone, ma ottimo, cioè le persone tutte a lavorare. No, non sono tutte a ciondolare intorno alla stazione, in giro per strada, a squartare, a fare crimini o cose di questo tipo, perché guarda caso il tasso di disoccupazione è sufficientemente elevato anche per gli italiani. E ci sono un botto di italiani che non fanno un tubo dalla mattina alla sera e prendono il reddito di cittadinanza.
in teoria dovrebbe essere abbastanza semplice da comprendere, no? Mi verrebbe da dire, eppure evidentemente così non è. Va bene, glielo spiegheremo con calma una volta individuato il signore. Certo, era molto meglio che non ci finisse dentro al DEF una roba del genere da parte di, no? Di un governo di centrodestra, perché fornisce una facile accusa, l'avete detto voi. Ma certo. No? Che poi, vabbè, lascia il tempo che trova, ma l'avete detto voi, può avere una suggestione, diciamo così. Ma certo. Il problema è, cioè, voi ve li ricordate, no? Poi i miei interventi che avevo fatto, perché di solito l'intervento sul DEF in Parlamento lo faccio sempre io, no? Da 5 anni a questa parte. Non so se vi ricordate tutte e 5 le volte dove ho detto che non serve a nulla, sia che fossi alla maggioranza che all'opposizione, perché c'è un sacco di gente che a seconda di dove si trova in Parlamento, no, se maggioranza o opposizione, allora cambia totalmente quello che dice. Nel mio caso, io mi ricordo il primo anno, eravamo in maggioranza, se qualcuno si ricorda era quello dove avevo buttato i fogli in Parlamento, erano quelli con su tutte le previsioni del passato, no? Che ovviamente non tutti i DEF del passato, dove pieni di previsioni di cui non se n'era avverata mezza, e quindi avevo buttato i fogli, c'era Fico, da buttato a Boddi, non butti i fogli, mi scusi Presidente Pulirò, no? Però, insomma, pur tenuto presente che confermo che il DEF non serve assolutamente a nulla, è parte di quelle ritualità richieste dall'Europa, no? Dove di tutto quello che c'è scritto l'unica cosa che conta è il numerino della tabella dove si dice che tipo di crescita deve esserci, è prevista esserci nell'anno, e se questa crescita è un pochettino più alta rispetto a quello che si immaginava essere, si aprono nuovi scenari per riuscire a spendere un pochettino di più. In questo caso stiamo parlando dei famosi 3 miliardi per il cuneo fiscale. Sì. Ecco, questa è l'unica utilità che ha nel DEF. Le 160 pagine, no, di sbrodolata che ci sono intorno sono veramente... Ecco, Claudio, poi magari facciamo in tempo oggi a sentire anche qualche telefonata, però una questione voi fortunatamente non mi vedete, ma mi sto vestendo perché devo correre in aeroporto per andare a Roma. Ti rubiamo ancora qualche minuto, allora mettiamola così, però io vorrei chiederti in termini più generali, siamo partiti dal discorso del DEF e della tabella famosa sull'immigrazione e il PIL, ma più in generale io la domanda te la vorrei fare proprio secca, ma questo discorso anche, lasciamo perdere quella previsione lì, ma le cose che abbiamo letto in merito al decreto flussi. All'inizio sembrava che anche il ministro Lollobrigida fosse un aperturista top, poi si è corretto in parte, ne abbiamo bisogno 500.000 all'anno di immigrati, lo chiedono le imprese, il mondo produttivo. Allora, fammi capire una cosa, a me mi ha colpito il dato della Campania, che è la regione dove c'è una disoccupazione molto alta, tanti redditi di cittadinanza e la maggioranza delle richieste di gente, di immigrati per il lavoro vengono da lì, per il decreto flussi. C'è qualcosa che non mi quadra. Più in generale però c'è qualcosa che non mi quadra sotto il profilo proprio tout court, ma noi abbiamo bisogno di manodopera dall'estero e poi questa manodopera e questo strumento del decreto flussi sono economicamente sensati in senso lato e in senso specifico, perché come fai ad avere manodopera giusta reclutandola così all'ultimo minuto col click day? Che tipo di gente arriva? Quali imprese ne hanno bisogno? Scusa, sto lasciando la camicia perché mi chiedi queste cose interessantissime. Aspetta che ti sentiamo un po' male. Lo so, certo, la voce perché sto lasciando. Adesso lo tolgo. Ecco, perfetto. Ci metto. Allora, cominciamo subito col dire che c'è un fondo di verità nella questione dei decreti flussi, vale a dire, se tu non fai arrivare la manodopera di cui mirata, diciamo così, cioè la manodopera di cui hai bisogno, quindi di qualcuno che entra regolarmente, ti rimangono solo i clandestini. Cioè, non è che possiamo dire non ci servono i decreti flussi, no? Cioè, vale a dire la manodopera effettivamente di cui puoi aver bisogno per qualche motivo, no? Perché tanto ci sono i clandestini. Quindi da quel lato lì un po' li comprendo. Dall'altra parte,
cari ministri e così di questo tipo, se voi, come dire, aveste imparato, studiato o sentito quello che da ormai, ahimè, 10 anni raccontiamo in merito alla moneta unica, in merito alle rigidità tipiche segnali, capireste che quello che vi dicono le imprese, no? Perché alla fine il problema è sempre quello, le imprese dicono che hanno bisogno di lavoratori, che non li trovano, no? Che vogliono di più, ma in realtà le imprese ti stanno dicendo una cosa che hanno paura a dirti in modo un po' brutale. Le imprese vogliono lavoratori pagandoli di meno. Quindi, in buona sostanza, dal punto di vista dell'impresa, quanta più gente arriva, no? E quanto più contenti sono. Perché? Perché pagano di meno i lavoratori. Ma è una cosa che può tollerare il decisore politico, sì o no? La risposta sarebbe no, però dovrebbe anche capire perché è così. E noi un minimo di spiegazione gliel'avevamo data. Cioè, nel momento stesso in cui tu sei stato messo, tuo malgrado, da qualche fesso o criminale, qualcuno scelga il tipo il tipo di definizione che meglio secondo te si attanaglia a questo tipo di comportamento, in cui hanno creato un sistema dove c'era l'assenza di barriere dal WTO, no? Quindi quella Cina che arrivava da tutte le parti con concorrenza con la Polonia, con l'Ungheria, con la Germania, con la Francia, con la Spagna, no? Senza nessun tipo di barriera, senza nessun tipo di limite e così via. E dall'altra parte ti toglievano il tuo strumento diciamo di difesa, no? Rispetto a tattiche mercantiliste degli altri paesi, che era il cambio. No? Tu a questo punto non hai la libertà di poter decidere della tua vita, perché se gli altri a un certo punto ti vendono il tuo prodotto a un prezzo inferiore, tu nel momento stesso in cui paghi di più, come invece dovresti, i tuoi dipendenti, rischi di andare fuori mercato e chiudere. Per cui ti trovi dentro in un ricatto infame di cui l'imprenditore ormai è colpevole fino a un certo punto, perché anche lui a sua volta sottobotta, perché lui dice ma io li alzerei anche volentieri gli stipendi, ma non posso perché sono già tirato e anzi devo cercare di tagliare i costi, perché c'è quell'altro che invece vende una roba simile a un prezzo più basso. E nel qual caso l'unica cosa che posso fare è cercare di avere degli stipendi più bassi. E gli stipendi più bassi dove mi arrivano? Se mi arriva più manodopera. Ragazzi, c'è questo in tondo. Noi da quanto tempo lo denunciamo, da quanto tempo lo diciamo, e poi alla fine le conseguenze sono, ahimè, ovvie, che non si può pensare che vadano in modo tanto differente. Quindi uno dovrebbe iniziare, cioè se 10 anni fa, quando noi abbiamo cominciato a dare gli avvisi, si fosse cominciato a muoversi dalla parte giusta, cioè vale a dire smantellando l'euro, mettendo i dazi, ricominciando a tornare un po' a come eravamo prima, no? Ai tempi di cui si diceva all'inizio della telefonata, ecco, forse adesso noi avremo una crescita. Purtroppo questo non è successo e anzi si è arrivati a esasperare questi elementi di criticità e di tensione che portano a avere come unica valvola di sfogo quella del lavoratore dipendente, del pensionato. Il risultato sarà è infausto. E io penso che gli incendi e roghi nella notte di Parigi e delle varie città francesi debbano essere prese come un elemento di preoccupazione, perché i dati economici, c'è stato un convegno molto interessante come sempre dell'associazione Arsimetrie sabato a Roma,
dove appunto dicevi Rinaldi, comunque abbiamo parlato io, Daniele Rinaldi, ma soprattutto hanno parlato tantissimi scienziati, giornalisti famosi. Io ho moderato un panel con Marcello Foa, Capezzone, Giordano, dove si parlava dello spin nella televisione, e c'era invece economisti di altissimo livello, giuristi di altissimo livello, quindi dal professor Fantacci al professor Zezza, alla professoressa Salmoni, a Luciano Baraccaraccio e così via. Alla fine, no? Il tipo di impostazione e l'analisi che aveva fatto soprattutto all'inizio Bagnai indicava in modo abbastanza chiaro che in questo mondo, perché alla fine le regole sono simili per tutti, anche se per qualcuno sono più uguali degli altri, c'è uno che in questo momento sta credendo di essere chissà chi, ma in realtà sta finendo nel baratro a velocità abbastanza veloce, che è la Francia, appunto. Si tirerà la corda e può essere che il casino verrà da loro. Ecco, però uno potrebbe dire alla fine lì però la riforma è passata, proteste o non proteste. Sì, certo, tiri la corda, no? Nel senso che in questo momento la Francia ha debito pubblico in aumento, debito privato in aumento, il debito verso l'estero in aumento, e si trova nella parte sbagliata della ruota. Ecco, noi abbiamo fatto le nostre purghe, le abbiamo già pagate, non è che stiamo andando meglio, ma semplicemente abbiamo già pagato. Non so se gli altri saranno tolleranti come siamo stati noi in passato. Claudio, allora apriamo le linee a questo punto, se qualcuno vuole intervenire può farlo, 02 92 94 7222, ripeto il numero 02 92 94 7222, per eventuali messaggi il 346 6427 756. Scrive Maurizio via WhatsApp, sempre i soliti convegni, ripetiamo le cose, nella sostanza cosa cambia? Solita musica da 20 anni. Caro mio, gutta cavat lapidem. Intanto cominciamo a dire che tante cose che erano date sembravano magia nera quando abbiamo iniziato 10 anni fa, adesso sono cose stabili. Vedi bene che non ci si preoccupa più di tanto dello spread, perché abbiamo capito che in realtà dipende dalla banca centrale. Credo che un po' di lavoro utile abbiamo fatto, dai. Mentre scrive ancora Gianni, poi ci si lamenta che il 40% della gente non va più a votare. Nessunissima risposta dai parlamentari. Cosa serve il Parlamento? Beh, insomma, se il Parlamento a qualcosa ancora serve, è uno dei miei impegni cercare di farlo servire ancora di più, anche perché in una maniera o nell'altra nel Parlamento passano tutte le decisioni, no? Al momento in realtà si è stati abilissimi a spostarle ad altri livelli, ma tutti gli spostamenti ad altri livelli, cioè che vadano nella direzione di più Europa, di più banca centrale, più qualsiasi cosa, in passato sono sempre stati approvati da un Parlamento abbastanza ignavo. Cioè il processo di eventuale e sperabile recupero della capacità decisionale in capo ai rappresentanti dei cittadini dipenderà dai Parlamenti. Uno dei miei lavori, o forse in questo momento una della mie attività più utili, sta nel cercare di far passare questo concetto che il destino è nelle nostre mani. Allora, una telefonata. Quando dal Parlamento siamo riusciti a bloccare il certificato di filiazione, io sono convinto che a tanti si sono aperti un po' di occhi dicendo ma allora si può fare. Una chiamata. Sì. Pronto? La chiamata è caduta, un altro ascoltatore ci manda un ritaglio di giornale ponendo il tema delle pensioni, che è un altro dei cavalli di battaglia. L'ha rilanciato oggi il presidente dell'Inps, Tridico: gli immigrati servono per pagare le pensioni del futuro. Oh Madonna. No? Un altro classico, certo. diciamo. Sì, è ovvio che ci pagano le pensioni, come no? Cioè,
Ti dico, gli immigrati li manteniamo, non ci pagano nessuna pensione, cioè dal momento stesso in cui arrivano sono un costo per la collettività, un costo sia economico che sociale. Quindi non ci pagano nessuna pensione, ma li paghiamo noi. Penso che... Altra telefonata, pronto? Abbiamo ancora qualche minuto. Pronto? Pochi. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, scusa, avevo già scritto prima, buongiorno senatore Borghi, solo una richiesta, quella di trattare brevemente la situazione Minibot, che io personalmente la vedevo come una delle piccole cose che si possono fare per limitare la pressione che può fare su di noi l'Unione Europea, quindi parola al senatore. Grazie. Aggiunge Gianni da Roma via WhatsApp: siamo proprio sicuri che Unione Europea e euro siano irreversibili? Non sarà che ancora una volta i francesi, così come iniziarono a smantellare la monarchia, puntini puntini? Claudio. Io i francesi ci spero sempre, fino adesso mi hanno sempre deluso, perché voi capite che uno dei punti saldi, no, che erano rispetto alla possibile strategia, perché uno deve sempre essere, diciamo così, pronto e presente ai cambiamenti che ci sono. Uno dei punti saldi all'epoca, quindi stiamo parlando dell'inizio della predicazione, no? Stiamo parlando quindi del 2013 e così via, della strategia era proprio la possibilità che la Marine Le Pen riuscisse in qualche maniera a fare il miracolo, no? All'epoca non ci è riuscita per 2 volte di fila, e la cosa, ovviamente, sostituendola con un nazionalista, perché alla fine è un dischetto sovranista, Macron, ma insomma, diciamo di stampo non certo nella direzione dello smantellamento, ecco, lui è nella direzione dell'annessione che si voleva io, poi alla fine hanno frustrato, no, tutte le possibilità che c'erano. Bisogna essere pronti, perché noi, come abbiamo detto tante volte, come avevamo detto nel manifesto di solidarietà europea, abbiamo ricordato 1 milione di volte anche in faccia a tanti giornalisti cialtroni che dicevano: ma allora voi uscite dall'euro domani? Cioè, noi unilateralmente non abbiamo la possibilità in questo momento di fare assolutamente nulla, anche paradossalmente se ci fosse una generica volontà politica, ecco, perché la situazione non ce lo consentirebbe. Viceversa, sarebbe probabile o sarebbe anche possibile tenere presente che magari si stufa qualcun altro del giochino che invece ha un po' più spazio di manovra rispetto al nostro, no? Perché si trova magari nella parte alta diciamo così, del domino delle monete, no? E l'esempio, vi ricordate, ve lo facevo dall'epoca, è che è molto più facile togliere una moneta una a una da una pila di monete partendo dall'alto, rispetto che cercare di prendere quelle che stanno in basso, no? Senza fare disastri. E quindi, insomma, se la Germania o la Francia, così tipo, a un certo punto cominciassero a vedere che ci sono dei problemucci, chi lo sa, bisogna sempre essere pronti. Allora, facciamo in tempo 1 minuto, l'ultima per telefonata. Quello che riguarda i minibot, scusate, Sì. Per quello che riguarda l'ascoltatore, ma certo che sarebbe stata una cosa buona e giusta. Se noi avessimo avuto i minibot invece dei crediti fiscali deliranti come si chiama lì, del super bonus, no? e similari, a quest'ora sarebbero in circolo e nessuno avrebbe avuto degli appigli per poter dire che si stava andando verso una situazione insostenibile dal punto di vista dei conti, perché in ogni caso avrebbero convertito un debito già marcato, insomma, nei confronti dello Stato in una cosa circolante che avrebbe aiutato di molto la definizione o l'economia, senza il piccolo problema del credito del super bonus, che diventava sì una stamperia di denaro che andava bene, peccato che la stamperia di denaro, per poterla sostenere o sostituire, devi essere fuori da un sistema di regole in cui purtroppo al momento sei ancora, e quindi, come dire, allora abbiamo 0 secondi e una telefonata. È stato inevitabile. Meno 10 secondi e una telefonata. Pronto?
Sì, pronto, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora, l'unica questione che mi ha veramente un po' deluso è l'atteggiamento tentennante della Meloni in Europa. Era partita bene con il blocco delle navi ONG, aveva detto chiaramente che quelle con bandiera straniera dovevano scaricare i migranti nei loro paesi di bandiera, e poi dopo averlo fatto con la Francia tutto si è chiuso lì, e sinceramente per noi elettori che con Salvini eravamo abituati ad avere un atteggiamento più fermo e più determinato, qui vediamo che invece la situazione non si risolve. Allora, Fabrizio, dobbiamo chiudere un tweet per Claudio Borghi Aquilini. Sì, grazie, anch'io perché devo chiudere, perché sennò poi perdo tutti i mezzi di trasporto possibili. Che posso dire? Cioè, in questo momento Meloni ha un atteggiamento prudente, che significa si rimette a fare la matta o a fare robe clamorose dura poco. Dal mio punto di vista la cosa però non è fondata, perché in questo momento abbiamo una possibilità diciamo ottima, cioè non c'è fisicamente opposizione, e normalmente sono delle situazioni, e anche il resto dell'Europa non è tutto fuorché compatto. Ci sono le elezioni del Parlamento europeo da qui un anno, quindi la commissione uscente non ha particolari poteri, e io penso che si potrebbe anche usare di più. Allora, grazie a Claudio Borghi Aquilini, una buona giornata. Grazie Claudio, saluta tutti. Tra poco con voi Pierluigi Pellegrin, a stare all'ascolto per scoprire quanto interessante sarà oltre la pagina. Avete ascoltato Scuola di Magia.